Ci tenevo comunque ad essere presente all'apertura di questo terzo congresso della Confederazione Sindacale Sarda, non solo per un motivo personale, perché all'interno di questa confederazione, di questa organizzazione, conto numerosissimi amici, a partire da Spiga, da Casula e da tanti altri, ma anche perché ritengo sia questo un momento particolarmente importante e significativo. Questo per due motivi. Il primo, esprimo una valutazione da sindaco, non posso che essere soddisfatto, e lo dico sempre in occasioni di questo genere, quando un'iniziativa di questo genere, parliamo di un congresso di un'organizzazione sindacale, si svolge nel territorio di Quarto, con la speranza naturalmente che all'interno del dibattito che si svilupperà vengano anche toccati alcuni punti che riguardano lo sviluppo di questo territorio. Io dico sempre a tutti coloro i quali vengono qui per manifestazioni regionali o anche nazionali: non dimenticatevi che siete ospiti di un territorio che ha numerosissimi problemi, soprattutto in termini di sviluppo, e condivido quindi molto l'inserimento del termine sviluppo nel vostro slogan congressuale. E poi in secondo luogo saluto questo congresso con particolare piacere, perché credo di poter dire che a 10 anni di distanza tutto il mondo politico, tutto il mondo sindacale sardo deve prendere atto dell'esistenza ormai consolidata di un soggetto sindacale qual è la CSS. Io ricordo 10 anni fa, quando questo soggetto si andava costituendo, le perplessità, le riserve, a volte certo anche motivate, perché quando queste cose accadono si ha sempre il timore di indebolire la capacità dei lavoratori di organizzarsi, di unirsi, di rivendicare. Ecco, devo dire che non lo pensavo allora, e oggi lo penso ancora meno, che invece la vostra esperienza è un'esperienza di pluralità innanzitutto all'interno del movimento sindacale isolano, e perché no, è un'esperienza ancora più importante perché fa riferimento alla cultura sarda, alla nostra soggettività, Confederazione Sindacale Sarda. Credo che questo sia un elemento non di debolezza per i lavoratori della Sardegna, ma sia un elemento di arricchimento. Voi avete percorso questa strada per 10 anni, con tenacia avete costruito questo sindacato. Credo che oggi vi si debba riconoscere di avere irrobustito il movimento dei lavoratori in Sardegna. L'auspicio quindi che io vi rivolgo è quello di tenere un congresso serrato, un congresso dove vi confrontate, dove approfondite i problemi e dove disegnate anche le vostre iniziative per il futuro, non dimenticando mai questa origine di Confederazione Sindacale Sarda, e che vi induce ad iniziare il vostro congresso in questa maniera molto, molto originale, ma anche molto, molto simpatica, che è quella di costruire tutti insieme dei processi sempre più avanzati di autogoverno e di autodeterminazione per il popolo sardo. Grazie e buon lavoro.